3 fermi a Licata hanno picchiato, sequestrato e umiliato delle persone disabili. Oggi l'anniversario, si ricordano i morti ma vengono premiati coloro che non si sono piegati. Iniziativa per non dimenticare degli artisti agrigentini stasera su TVA. La scelta di Forza Italia di nominare Zambuto assessore regionale non è piaciuta a Vincenzo Giambrone. Si aspettava di ricoprire lui quella carica, adesso l'onorevole aderisce al progetto della Lega. L'ospedale di Agrigento ridotto a discarica, accumuli di rifiuti, vicino il pronto soccorso. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Una bruttissima storia di violenza arriva dalla città di Licata. 3 giovani hanno sequestrato, picchiato e umiliato nella propria abitazione o per strada delle persone disabili. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tortura e sequestro di persona, queste le accuse più gravi ipotizzate nei confronti di 3 uomini licatesi considerati responsabili di minacce, violenze e servizi sadiche ai danni del malcapitati. Questo quanto illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa svoltosi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. I fatti si sono svolti a Licata, sono stati ripresi con i cellulari in alcuni video che condivisi su diverse piattaforme social network hanno consentito ai carabinieri della locale compagnia di Licata di avviare le indagini attribuendo a persone precise e puntuali responsabilità ai singoli appartenenti al branco che si divertiva a colpire e vessare soggetti deboli e di difesa minorata. Quanto emerge anche dai video si denota una cattiveria ingiustificata, una cultura senza dubbio sbagliata di considerare l'altro meno forte, uno scarto da colpire e da ridicolizzare, fino al punto di diventare oggetto di comportamenti disumani e degradanti al solo fine di ottenere qualche like in più. I provvedimenti di fermo decisi dalla Procura di Agrigento sono stati eseguiti nella notte e sono stati accompagnati da diverse perquisizioni finalizzate a proseguire le indagini per risalire all'identificazione dell'intero gruppo e all'acquisizione di ulteriori elementi probatori. I militari hanno appurato che una delle vittime in pieno giorno e in pieno centro è stato deriso, legato tipo imballaggio con del nastro adesivo e lasciato sul marciapiede nell'indifferenza totale. Le vittime peraltro puntualmente venivano minacciate a rimanere in silenzio e a non rivolgersi alle forze dell'ordine. I 3 uomini di classe 94, 97 e 84 sono stati condotti presso la casa circondariale di Agrigento dove rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tortura e sequestro di persona sono le accuse che abbiamo mosso a 3 giovani di Licata che si sono resi responsabili di una violenza sadica nello schernire dei ragazzi portatori di handicap o comunque incapaci di intendere e di volere. Il branco riprendeva le sue azioni utilizzando i propri telefoni cellulari per poi diffondere i video attraverso i social tra cui rientrano WhatsApp e Facebook, principalmente WhatsApp. Social che ancora una volta, anziché essere utilizzati come mezzi di comunicazione, sono invece lo strumento di diffusione di immagini violente principalmente al danni di fasce deboli. Devo dire che anche noi operatori di PG, visionando centinaia di volte quei video, ci siamo resi conto che in talune circostanze, mentre le vittime chiedevano aiuto, nessuno rispondeva e purtroppo dobbiamo registrare che neppure una telefonata anonima è giunta in caserma. L'attività si è sviluppata attraverso l'acquisizione di questi video, ma purtroppo dobbiamo registrare che durante le sevizie che avvenivano anche sulla pubblica via nessuno ha alzato il telefono oppure è intervenuto per fermare questi giovani che peraltro hanno anche una età, hanno anche dei figli che potrebbero avere le stesse problematiche, ma d'altronde Hannah Arendt diceva che la banalità del male si evidenzia proprio in questo, nel deridere chi è meno forte e più debole, insomma, ecco. Da cosa sono scattate le indagini? Le indagini sono scattate da un monitoraggio e dall'acquisizione di questi video che circolavano all'interno del panorama dei social network che comunque viene
monitorato e quindi da lì siamo passati a una fase di analisi dei video e identificazione dei soggetti, che non è stata semplice, anche perché talvolta siamo dovuti ricorrere anche all'ascolto delle voci a noi note, ovviamente per varie attività, e quindi i dettagli, quindi i vestiti, quindi un frame in un video lunghissimo che si cristallizzava il volto del seviziatore, ci ha permesso di arrivare all'identificazione e quindi a poter ottenere questi provvedimenti alla Procura di Agrigento, che sono stati eseguiti nella notte di oggi. E sempre a Licata è stata scoperta a casa di un uomo una piantagione di hashish. Sono state sequestrate circa 250 piantine messe a crescere sotto delle forti lampade. E l'abbiamo sostanzialmente colto in flagranza mentre entrava nell'appartamento, e poi entrando insieme a lui abbiamo trovato le piante che erano 200 piante già in infiorescenza, alte circa un metro ciascuna. Vasi o terreno? In vasi. Aveva ovviamente una serie di serre anche Come vi professionali. siete accorti? Ce ne siamo accorti dall'attività di monitoraggio costante che facciamo sul territorio, quindi è un bracciante agricolo, sostanzialmente, del classe 94. Una vera e propria discarica di rifiuti all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, proprio in prossimità del pronto soccorso. L'assessore comunale a ramo e vice sindaco Aurelio Trupia spiega che non si può proseguire con i richiami. Vediamo. Assessore Trupia, ecco, sempre polemiche continuano sui social, ma non solo, relativamente ai rifiuti che sorgono davanti all'ospedale, in zona ospedale. Ecco, nonostante voi avete cercato più volte di chiarire e risolvere il problema, ancora vediamo queste scene, insomma, di rifiuti buttati là in un luogo che dovrebbe essere il focus dell'igiene in assoluto. Sì, purtroppo questa è una situazione che periodicamente ci si ripropone. È da 3 anni che è iniziata la raccolta differenziata e purtroppo con l'ospedale ancora non riusciamo a trovare una giusta soluzione. Nonostante le numerose interlocuzioni che abbiamo avuto, ma purtroppo non hanno avuto i risultati sperati. Fino alla settimana scorsa abbiamo avuto incontri con la direzione sanitaria, ci avevano dato rassicurazioni che avrebbero iniziato a fare una differenziata corretta, ma purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora, questa è una cosa che non è più tollerabile, perché poi andare a fare la bonifica del luogo ha un costo, è un costo che è a carico del comune e di conseguenza dei cittadini, per cui abbiamo già fatto una nota alla direzione sanitaria, al direttore generale, dicendo che da questo momento in poi le bonifiche saranno al loro costo. E quindi dovrebbe risolversi, diciamo, la situazione, perché nonostante i solleciti, insomma, ancora c'è questa situazione che persiste. Sì, ma noi, voglio dire, questa è una soluzione estrema. Noi tendiamo a far sì che anche l'ospedale faccia una raccolta, o meglio, una differenziata conforme, perché diciamo questi rifiuti così in maniera indifferenziata per noi rappresentano anche un altro problema per quanto riguarda la percentuale, perché ci fa notevolmente abbassare la percentuale della raccolta differenziata. Quindi si vanifica il lavoro di una città intera, perché una struttura come l'ospedale, insomma, continua a essere negligente nello svolgimento della raccolta. Diciamo che si vanifica in parte, da un punto di vista percentuale diciamo che ci fa abbassare la percentuale di un 5-6 punti, che non è indifferente.
L'Assemblea regionale siciliana ha approvato lo schema di un progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica per l'abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari in Sicilia. La legge voto, approvata con 44 voti favorevoli e un contrario, si rivolge in particolare ai corsi di laurea dell'area medico-sanitaria, veterinaria e farmaceutica. L'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla, presente in aula, ha commentato: ben venga se quest'Aula ha intenzione di fornire al Parlamento nazionale uno spunto che sappia essere provocatorio, ma in qualche modo costruttivo, affinché possano essere studiati gli elementi opportuni per regolare un accesso più equo e responsabile ai corsi a numero chiuso e a programmazione nazionale. La Corte dei Conti fa correggere il rendiconto, si complica la strada della finanziaria, una questione tecnica, ma il nodo diventa politico perché l'accordo fra Stato e Regione sul disavanzo prevede infatti che l'esercizio provvisorio non possa essere prorogato oltre il 28 febbraio. I dettagli nel servizio. Alla fine di gennaio 2021 la Corte dei Conti fa correggere il rendiconto 2019 alla Regione. La strada per l'approvazione della manovra diventa ancora più complessa. A 3 giorni dalla data ipotizzata per la parifica, che è stata rinviata alla seconda metà di febbraio, la Giunta si è riunita per raddrizzare il rendiconto per alcune anomalie sul documento riscontrate dalla Procura Contabile, che riguardano alcuni allegati del consuntivo. Una modifica tecnica, l'errore segnalato dalla Corte dei Conti riguarda i residui attivi del 2016 e 2017, in particolare su formazione e infrastrutture. Ma il nodo diventa politico perché l'accordo fra Stato e Regione prevede infatti che l'esercizio provvisorio non possa essere prorogato oltre il 28 febbraio. Un problema non da poco: senza la parifica del rendiconto 2019 ovviamente non si può passare ai documenti contabili successivi e dunque c'è addirittura il rischio che l'intesa raggiunta faticosamente con Roma, e che il governo Conte, dimissionario ovviamente, non è in condizioni di modificare, venga meno. E nella maggioranza, fra l'altro, ci sono diverse fibrillazioni per le regole imposte dall'accordo con Roma, fra le quali spiccano il blocco del turnover e la sforbiciata ai vitalizi. Le scelte di Forza Italia ed in particolare la nomina di Marco Zambuto ad assessore regionale non sono piaciute a Vincenzo Giambrone, che aveva comunicato l'addio al partito, e a distanza di poco tempo da quella scelta arriva l'adesione alla Lega. Con l'onorevole Giambrone aderiscono al progetto della Lega circa 40 tra assessori e consiglieri comunali in carica nell'Agrigentino e tantissimi ex amministratori e dirigenti di partito che si erano allontanati dalla politica attiva e che hanno ritrovato entusiasmo. L'assessore alla solidarietà del comune di Favara, Adriano Varisano, si è impegnato ufficialmente con il responsabile del banco alimentare Carlo Moscato a sobbarcarsi personalmente e fino alla scadenza del mandato delle spese che occorrono per trasportare mensilmente da Catania a Favara i circa 2000 kg di alimenti destinati a sostenere le persone che stanno attraversando dei momenti di difficoltà. Ritengo un gesto doveroso da parte mia, ha affermato Varisano, una piccola goccia dell'oceano. Io amo Favara e cerco di dare nel mio piccolo il contributo alla mia città. La decisione di uccidere Mauro Rostagno è stata di Francesco Messina Denaro, padre del boss latitante Matteo, così scrive la Cassazione. I dettagli nel servizio. A più di 32 anni dalla sua morte, la Cassazione scrive un'ulteriore pagina giudiziaria sull'omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista d'inchiesta assassinato dalla mafia siciliana il 26 settembre del 1988. Nelle motivazioni della sentenza con cui è stata confermata la condanna emessa dai giudici di appello di Palermo, che hanno deciso l'ergastolo per il boss Vincenzo Virga come mandante ed assolto Vito Mazzara dall'accusa di essere il killer per non aver commesso il fatto. Gli ermellini danno credito a un particolare riferito, tra gli altri dal collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori. Francesco Messina Denaro disse di aver dato incarico a Vincenzo Virga di eseguire l'omicidio di Rostagno. Il racconto, aggiungono, non è per nulla incompatibile con la ricostruzione di come operassero gli organi di vertice di Cosa Nostra nella deliberazione di omicidi eccellenti. La Corte inserisce quindi la decisione di un contesto totalmente mafioso
che esclude piste alternative come quella politica di lotta continua, formazione della sinistra extraparlamentare dove Rostagno aveva militato o ripensamenti della cupola, stando alle parole del collaboratore di giustizia Sinacori, quindi che i giudici ritengono pienamente attendibili. Tutto sarebbe partito da Francesco Messina Denaro, padre del super latitante Matteo. Poi c'è Virga, all'epoca capo mandamento di Trapani, il cui coinvolgimento si desume nell'assenza successivamente alla commissione dell'omicidio di turbamenti sul territorio controllato dal mandamento di Trapani, con la prosecuzione stabile della direzione di Virga che ebbe modo di programmare altri importanti omicidi, dimostrazione logicamente inequivoca della piena adesione all'omicidio di Mauro Rostagno. Indicativo in tal senso è il fatto che in riferimento a tutti gli omicidi di matrice mafiosa commessi su quel territorio, gli accertamenti penali non hanno mai condotto alla individuazione del mandante in soggetti diversi da Virga. Il verdetto della Cassazione è stato scritto da Giuseppe Santalucia, che nel ricostruire il delitto ha ricordato il forte impegno antimafia di Rostagno quale giornalista d'inchiesta presso l'emittente televisiva trapanese Radio Telecinema, la cui attività poneva in crisi il potere criminale imperante in quel territorio, che faceva proprio capo alla rappresentante della provincia Francesco Messina Denaro e ai capi mandamento di Trapani e Mazzara del Vallo, rispettivamente Vincenzo Virga e Francesco Messina, detto Mastro Ciccio. Con la sua decisione dello scorso 27 novembre la Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale di Palermo e dei familiari di Rostagno, oltre che di altre parti civili come la presidenza della regione siciliana, l'associazione siciliana della stampa e libera, contro il proscioglimento di Vito Mazzara dell'accusa di essere stato il killer di Rostagno. Mazzara è in carcere all'ergastolo per altri crimini. Chi sparò materialmente al cronista quindi resta ancora di fatto un mistero. Il 27 gennaio 1945 l'esercito russo liberò il campo di concentramento di Auschwitz. Oggi ricorre l'anniversario della fine della Shoah. Alle 21 TVA trasmetterà un'iniziativa che vede protagonisti degli artisti agrigentini per non dimenticare. La replica è programmata invece per domani alle 16 e questa mattina il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha consegnato 2 medaglie d'onore, perché il giorno della memoria non è solo la data creata per ricordare i morti, ma coloro che non si sono piegati. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella mattinata odierna, giorno in cui si commemora la giornata della memoria al fine di ricordare la Shoah e le leggi razziali verso i cittadini ebrei, il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha consegnato 2 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Una medaglia è stata consegnata alla signora Maria Antonia Miliziano, figlia del defunto Nicolò Amedeo Miliziano, originario del comune di Cattolica Eraclea, presente per l'occasione anche il primo cittadino, che partecipò alle operazioni di guerra nei Balcani e venne catturato dai tedeschi il 14 settembre del 1943, quindi deportato in campo di prigionia in Germania, dove rimase per 2 anni fino all'8 maggio del 1945. L'altra medaglia è stata consegnata alla signora Calogero Eleonora Turco, figlia del defunto Giuseppe Turco, cittadino originario del comune di Canicattì, presente anche il primo cittadino della città, deportato e internato a Dunkenham, Drut Vadestad, dal 10 settembre 1943 al 5 settembre 1946. Nonostante questo periodo particolarmente difficile, quindi le restrizioni a cui siamo tutti sottoposti e che tutti dobbiamo rispettare, abbiamo ritenuto di organizzare questa cerimonia, avete visto, in maniera molto sobria, molto veloce, ma è un momento significativo che non può passare inosservato, quindi sicuramente è anche un momento di forte impatto emotivo. Questa giornata, come sapete, è legata alla liberazione e all'ingresso delle truppe russe nel campo di Auschwitz di tanti anni fa, e in quel momento è venuto fuori tutto quello che era successo. Il mondo forse si era girato dall'altra parte. Ho fatto anche un breve cenno ai fatti che sono accaduti ieri, che sono stati scoperti ieri.
non sono cose avulse dal contesto di cui parliamo oggi, sono il segnale che ancora purtroppo l'intolleranza, la violenza del più forte nei confronti del più debole è una pratica diffusa anche nelle nostre realtà, per non parlare di vicende ben più ampie che riguardano insomma, gli scenari internazionali. Quindi è una ricorrenza che non ha il sapore della retorica, assolutamente. Per me è una grande emozione perché mio papà da 30 anni purtroppo è morto. Se fosse lui per me è una cosa, è un onore anche perché mio padre che ha sofferto tanto in Germania, ha fatto 2 anni di prigionia in Germania. Sto emozionando troppo. Mi raccontava che lo tenevano prigioniero, non ci davano a mangiare, era ridotto a 30 kg mio papà. Ha sofferto tanto, stava per morire quando l'hanno poi 2 anni, voleva mangiare il mangiare dei cani e non ce lo davano. Anzi, lo picchiavano, mi diceva mio padre, ha sofferto tanto. Mio padre era il soldato miliziano Nicolò Amedeo del 9° Reggimento d'Artiglieria Venezia, è stato impegnato nelle operazioni belliche sia sul fronte greco-albanese che in Montenegro, nei Balcani praticamente. È stato fatto prigioniero dopo l'8 settembre, il 14 settembre del 1943, è stato condotto, deportato in un campo di prigionia in Germania fino al maggio del 1945 e poi trattenuto dalle forze alleate fino al settembre del 1945. Sì, siamo molto onorati di essere presenti in questo evento nel ricordare e poi sono molto onorato di ricordare una persona che abitava vicino a casa mia in cui da piccolo conoscevo abbastanza bene. Il nostro concittadino, il signor Turco Giuseppe, che ha vissuto quei tragici momenti e che abbiamo tutti noi il dovere di ricordare, affinché la storia possa portarci un insegnamento che è quello di non ripetere gli errori del passato. Importante anche questo momento qui di altissimo profilo che ha voluto realizzare la signora prefetto di Agrigento, e questo si poteva fare, abbiamo raccolto le famiglie di questi 2 internate, da Cattolica Eraclea e da Canicattì, e si dà un segnale a tutta la provincia, quindi l'Ampia è molto impegnata. Giorno 27 va in onda il Giorno della Memoria, una rappresentazione che voi avete voluto realizzare con l'aiuto di tanti attori agrigentini. Sì, come è stato anche in altre occasioni, abbiamo voluto realizzare per il Giorno della Memoria un video che potesse fare ricordare, conoscere e capire quello che è stato l'Olocausto, questa immane tragedia dell'Olocausto. Io ringrazio innanzitutto tutti gli artisti che sempre con tantissima sensibilità hanno voluto partecipare, dare la loro voce a quelle che sono oggettivamente delle esperienze vissute dalle persone che erano nel campo di Auschwitz, perché il 27 gennaio è il giorno in cui Auschwitz è stata liberata, per cui proprio per questo noi abbiamo voluto portare la voce di queste persone per fare capire, perché purtroppo non si commemorano solo le vittime dell'Olocausto, milioni di persone uccise in maniera senza nessuna pietà, ma dobbiamo ricordarci che purtroppo il filo spinato che teneva quelle cose non è ancora del tutto tagliato. Le discriminazioni continuano ad esserci e dobbiamo fare in modo che le future generazioni non abbiano queste immagini come solo un brutto ricordo, ma che siano sempre presenti in noi per fare un futuro migliore. Non a caso la scelta della canzone Alleluia, che è suonata da Federico Refice, è stata messa proprio perché Alleluia significa preghiera a Dio ed è una preghiera di speranza che nel futuro non possono avvenire più di queste cose. Ho scritto una poesia, tanto per cambiare anime. Angelo mi è coinvolto in questo progetto che
Cioè, io ho risposto immediatamente, ho detto subito sì, perché a parte la sua sensibilità, e l'avete visto anche nell'intervista che ha appena rilasciato, è una persona che ti coinvolge, quindi perché non dare anche il mio contributo? Felice di esserci stata, felice di essere in questa occasione che, come dice il finale della mia poesia, esisterà sempre. Esisterà sempre finché ci sarà ipocrisia, finché ci saranno tutte queste intolleranze, finché ci sarà l'invidia, e allora l'olocausto ci sarà sempre. È lì che dobbiamo andare a vedere, è lì che dobbiamo andare a cercare il modo di poterlo togliere, questo olocausto, perché non finirà mai se non ci mettiamo noi stesse in condizioni di farlo finire. E quindi felice di esserci e felice di essere stata invitata da Angelo. E felice di aver conosciuto bellissime persone. Abbiamo voluto portare in scena, io e Gero Ferlisi, l'amore nei campi di concentramento. Quest'amore è un po' insolito, perché è l'amore tra un soldato tedesco e una deportata, un'ebrea. Quest'amore che ha mutato il cuore, i pensieri e gli atteggiamenti di questo soldato, che era così fiero di appartenere ad una razza cosiddetta superiore, e invece lì l'amore ha vinto, l'amore ha cambiato quest'uomo. Abbiamo voluto rappresentare appunto questi due innamorati che hanno vinto su tutto, hanno vinto, e possiamo dire che l'amore può nascere ovunque e in qualsiasi circostanza, perché l'amore non ha limiti di appartenenza. Abbiamo con questo nostro sketch, diciamo, superato quelle che sono delle barriere imposte brutalmente dall'uomo, ma che il tema dell'amore riaffiora sempre, si è visto nelle guerre, si vede in tante occasioni, anche nella nostra vita comune. Il giorno della memoria proprio deve far evidenziare questo punto, l'amore tra gli uomini in generale, oltre che tra un uomo e una donna, ma in generale l'amore tra gli uomini, e che non si deve mai perdere. Questo esempio brutto è stato veramente un periodaccio che non doveva succedere, ma è successo, e quindi noi non lo dobbiamo dimenticare e dobbiamo sempre trasmetterlo insieme a tutti i valori dell'amore, dell'umanità e dell'amicizia. E nella giornata della memoria anche l'Istituto Montalcini, seppur a distanza, ha ricordato la Shoah. Vediamo. Anche l'Istituto Rita Levi Montalcini, diretto dal dirigente scolastico Luigi Costanza, ha voluto oggi ricordare la giornata della memoria. La didattica a distanza non ferma il ricordo per il giorno della Shoah e ha stimolato i propri docenti in occasione dell'evento di oggi, gli alunni appartenenti alla scuola dell'infanzia primaria e media, a effettuare delle riflessioni su quanto accaduto, con la speranza che tutto ciò sia solo un brutto ricordo e non deve accadere mai più. Rinascerai quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai, la tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. L'Ordine degli Architetti di Agrigento incontra il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Tra i temi trattati, quello di una zona a traffico limitato presso la Cattedrale di Agrigento. Vediamo. Sindaco, un incontro con il Presidente dell'Ordine degli Architetti, sintetizzato su cosa verte? Vabbè, no, è stato un confronto, dei consigli per come organizzare anche l'ufficio tecnico, per il piano regolatore generale, per il PULM, Urban Center, anche un consiglio, anche un suggerimento per riprendere la problematica della ZTL al Duomo, che già peraltro avevamo in cantiere, e poi anche per organizzare un comitato consultivo e quindi portare avanti tutte le operazioni tecniche idonee per la nostra Agrigento. Sono stati centrati dei punti importanti e fondamentali per questa amministrazione in quello che è ovviamente l'obiettivo che abbiamo di un dialogo con gli ordini, che può solamente aprire a una maggiore veduta a quelle che sono le possibilità che la nostra città offre dal punto di vista sia tecnico sia anche dal punto di vista urbanistico, che poi sfocia in quello che è una condizione di miglioramento per l'abitare della città. Presidente, allora un incontro oggi propositivo, fattivo con l'amministrazione comunale su tematiche importanti che riguardano appunto la nostra città. Lo avevamo preannunciato, oggi grazie alla disponibilità del sindaco della città di Agrigento, dottor Franco Miccichè, e dell'assessore ingegnere Principato, con una delegazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, con l'architetto Angela Giglia, l'architetto Roberto Campagna e l'architetto Giuseppe Grimaldi, abbiamo incontrato un'amministrazione che già sin dalle prime battute ha voluto intraprendere un percorso per riorganizzare tutta una serie di problematiche che c'erano in questa città. E siamo partiti dall'ufficio tecnico del Comune di Agrigento, perché lo dobbiamo riorganizzare, dobbiamo dare le risposte ai professionisti e ai cittadini. Il piano regolatore della città, questa città non può continuare a non avere il suo strumento urbanistico alla luce di una legge urbanistica che è stata approvata in questi giorni e che è stata presentata per la prima volta dal governo Musumeci proprio ad Agrigento, per la grande importanza che c'era sulla città di Agrigento. Abbiamo parlato di Urban Center, riprendiamo l'Urban Center perché è quel contenitore culturale, sociale ma tecnico dove possiamo parlare del futuro della nostra città. Abbiamo parlato della ZTL, della via Duomo e della piazza Don Minzoni. La cattedrale di Agrigento non può non essere rappresentata con delle strade carrabili, ma una ZTL pensata anche a favore dei cittadini stessi, perché saranno il nostro primo obiettivo, ma dobbiamo dare la giusta importanza a quel monumento che è la cattedrale di Agrigento. Abbiamo parlato di quel progetto di Educa Agrigento, dove l'Ordine degli Architetti di Agrigento ha fatto iscrivere la città di Agrigento alla Carta internazionale di Barcellona. Non è una medaglia, è la possibilità che la città di Agrigento entra a far parte di un circuito delle città educative, dove noi oggi ne sentiamo parlare tantissimo e noi siamo stati i primi ad Agrigento a volerlo fare, delle città, e possiamo avere delle premialità nei fondi europei, nella ricerca di finanziamenti, ma soprattutto perché è un progetto che è rivolto alle nuove generazioni che possono conoscere la città di Agrigento e valorizzarla. Io sono convinto che con questa amministrazione noi oggi, ma già lo avevamo iniziato, riusciremo a intraprendere tutta una serie di percorsi con obiettivi certi, partendo da un unico interesse, che è il bene non solo storico-architettonico di questa città, ma il bene anche di tutti i cittadini. Debiti e crisi economica, la CNA offre servizio di consulenza legale. Arturo Cantella. La CNA, accanto alle imprese e alle famiglie, offre un servizio gratuito di consulenza legale. Un crescente numero di imprenditori e famiglie, anche per effetto dell'attuale crisi economica determinata dalla pandemia, stanno vivendo un forte disagio e faticano a onorare i debiti contratti. Per di più, come se non bastasse, dal 1° gennaio sono entrate in vigore nuove e stringenti regole comunitarie sulle esposizioni bancarie.
La CNA provinciale di Agrigento, attenta alle dinamiche politiche sindacali ma all'opportunità di offrire strumenti operativi, mette a disposizione uno sportello di consulenza per orientare gli artigiani, le piccole imprese e il consumatore a gestire eventuali situazioni di criticità. Questo è un servizio che la CNA provinciale di Agrigento mette a disposizione delle imprese e delle famiglie in questo particolare momento di difficoltà, di crisi economica determinata anche dalla pandemia. E alla luce di questi disagi, di questi momenti davvero di grande criticità, abbiamo pensato di mettere a disposizione uno sportello di consulenza fiscale per orientare le imprese e le famiglie che sono in difficoltà economica a trovare una via d'uscita, per orientarle, per cercare di trovare la soluzione rispetto al sovraindebitamento, ma anche rispetto a quelle che sono le nuove regole comunitarie che sono entrate in vigore dallo scorso 1° gennaio, che sono stringenti e che mettono davvero in difficoltà. Basti pensare che solo con 100 euro di il rosso nel conto corrente si rischia la segnalazione e quindi il default. Questo sarebbe davvero imperdonabile per non mettere in difficoltà le imprese e le famiglie, e quindi noi vogliamo offrire questo servizio attraverso uno staff di avvocati competenti, specializzati in materia, per appunto mettere questi soggetti sovraindebitati nelle condizioni di poter uscire da questo tunnel e soprattutto di poter essere reinserite nel tessuto sociale, economico, a salvaguardia della serenità personale, familiare e aziendale. CNA è accanto alle imprese e alle famiglie perché noi vogliamo essere a sostegno del tessuto socio-economico, che è importante soprattutto in questo momento di grande disagio. Il servizio, lo sportello, sarà attivato a partire dal 15 febbraio, quindi da metà febbraio. Ci siamo affidati a un team di avvocati specializzati con in testa l'avvocato Giuseppe Sciascia Cannizzaro, poi con gli avvocati Carmelo Bruno e Maria Antonella Cimino, che saranno a disposizione perché abbiamo istituito una convenzione con questo staff di avvocati, e quindi un servizio che offriamo alle imprese e alle famiglie qui all'interno della struttura con appuntamenti. Chi è interessato può chiamare allo 0922 59 55 11, un nostro operatore sarà a disposizione e poi avremo la possibilità di metterla a contatto con i nostri legali. L'Istituto Superiore Gallo di Agrigento ha registrato tantissimi nuovi iscritti. L'alberghiero e il nautico si confermano indirizzi che appassionano e in cui è possibile maturare percorsi scolastici che danno vita a nuove professionalità spendibili nel mondo del lavoro. Le porte dell'istituto, con sede ad Agrigento e a Porto Empedocle, sono aperte fino a sabato prossimo per orientamento ed iscrizione. A Messina 4 consiglieri comunali chiedono al sindaco Cateno De Luca di ritirare le sue dimissioni. I dettagli nel servizio. Dal prossimo 5 febbraio la città di Messina potrebbe rimanere senza sindaco. In quella data le dimissioni del primo cittadino, Cateno De Luca, presentate nei giorni scorsi avranno efficacia. Dopo le polemiche con l'ASP sull'aumento dei contagi in città, il sindaco De Luca ha firmato la lettera in cui rassegna le dimissioni che avranno efficacia, come detto, il 5 febbraio prossimo. De Luca ha vincolato un suo eventuale ripensamento ad alcune condizioni, tra queste la rimozione di Paolo La Paglia da direttore generale dell'ASP di Messina e il rientro della città nei parametri di normalità nazionale della situazione pandemica. Mentre in corso il conto alla rovescia, 4 consiglieri comunali di Messina hanno invitato il sindaco a ritirare le dimissioni e l'Aula a discutere una mozione sulla vicenda. Riteniamo che sia opportuno che il sindaco ritiri le proprie dimissioni perché deve lavorare per la nostra città. Lo abbiamo in qualche maniera identificato quale miglior sindaco, almeno da parte mia e del gruppo che rappresento, parte del gruppo che rappresento, perché ha una conoscenza sulle questioni tecnico-amministrative fuori dal comune, lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo, quindi anche dinanzi a una presa di posizione così dura e così pesante, noi faremo di tutto affinché lui ritiri le proprie dimissioni.
ma non per paura per andare a votare, perché non ne abbiamo assolutamente, non siamo attaccati alla sedia, non siamo pronti a farci un'altra campagna elettorale, questo non c'è ombra di dubbio, ma lo facciamo solo ed esclusivamente nell'interesse della città. La città non in questo momento ha bisogno del sindaco, in questo momento ha maggiormente bisogno del sindaco, ma la città ha sempre bisogno di un sindaco. Io non so perché lui poi, voglio dire, ha presentato, la motivazione è stata la rimozione di La Paglia. Probabilmente qualcosa non è andata così come lui pensava, perché credevamo anch'io, così come il gruppo che rappresento, che La Paglia fosse rimosso. Dopo quello che è successo in città e dopo quello che sta succedendo, da parte nostra sarebbe stato scontato aver rimesso il proprio mandato, quindi a condizione che lo fa soltanto, a mio giudizio, per accendere dei riflettori, ecco, e dimostrare alla città tutta che è anche disposto a lasciare la sedia qualora questo non accadesse. Probabilmente non accadrà la rimozione, cioè non avverrà la rimozione di La Paglia, ed è chiaro che il sindaco dinanzi a questa cosa, a mio giudizio, farà una riflessione, ma non lascerà la città, perché sa bene che la città ha bisogno di lui. Lo sa perché ha il termometro della città stessa. È chiaro che qualcuno è contro, ci sta, è la politica, ma la città tutta, la città che osserva, la città che è fuori dagli schemi politici, lo vuole, e ritengo pure che se dovessimo andare a votare lo riconfermerà. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.